Milia vattu satrotta prosadi si sposò in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, imbara con la cotta, imbara con la là si vede un avamposto che era militare, c'è un bunker, questa zona è piena, questa è Cala Rapina. Ce n'è di gente, eh? Sarà che questa una volta era un'ambulanza, con sti colori così. Guarda questa con sta gippetta, te. Gagliarda. Cala Rapina rimane laggiù. Ma io me ne rientro al camperino. Sabadruc. Ce la facciamo stare. Oh. Io vai.
No, niente Juve. Questa è più buona. Ehi, pure condita. Questa al baccio. Buon appetito. Grazie, quando è cotta. Quando è cotta. Fortuna, io non ho fatto. Che in Italia questa roba qui ti costa 4-3 al litro, fanno. Sicuramente il gasolio costa un cazzo in Germania. Oggi è un nuovo giorno, sto scendendo che sto andando a girare al ristorante. Questa è un'area, diciamo, parcheggio per i ristoranti, però ci sono talmente tanti camper di là che l'hanno messi da quest'altra parte. E questa è la parte che più mi piace di questo posto, perché mentre scendo giù ci stanno sti monti davanti. Oggi è proprio una bella giornata e il mare è calmo, oggi è bello, oggi farà caldo secondo me. Manca agosto c'erano i mezzi qua, è incredibile. Vabbè, va, scendiamo giù. Questa è la sala. Vabbè, ci vediamo dopo, non c'è un po' le cose da fare. Che meraviglia! Oh. Ormai siamo agli sgoccioli. Oggi è il 15 ottobre. Ci saranno almeno 28 gradi. Le persone che stanno in spiaggia ovviamente sono tutte straniere, forse c'è solo una coppia di italiani. Oggi è martedì. Poi magari domani cambia tutto, mercoledì arriva un po' di pioggia, arriva il maltempo. Però ad oggi
è una cosa stupefacente. Ieri pure mi sono fatto il bagno. Tantissimi stranieri si mettono qua su. Qui è la zona secondo me più bella. L'unica cosa è che c'hai tutti i servizi lontani, perché da qua tu devi arrivare da quest'altra parte quando al bagno, poi qua c'è il bar ristorante, vabbè. Però la mattina comunque ti svegli e stai in un posto così, è apprezzabile, o magari ti vedi il tramonto da là, è una cosa fighissima, bello, che sei un gran bel posto Sabatucchi. Poi laggiù sai l'ultima parte dei Sospupos e lì a metà c'è Calarapina, pure quello è un bel posto veramente. Questa pure come zona la chiamano Calarapina, però non è Calarapina perché è dall'altra parte. Questa strada qua è quella che va da Ghero a Bosa, che fra l'altro è una bella panoramica. Bosa non è lontana da qua, saranno circa 5 km. E qui c'è il campeggio Sabadrucche con il ristorante pure. Scendi giù, c'è la reception, il parcheggio sulla destra e poi dopo fai la strada che è sterrata, saranno circa 800-900 metri, che porta a quello che è il campeggio. Qui sulla sinistra della reception c'hai lo scarico e carico dell'acqua. Sto bazar è stato chiuso tutta l'estate, quindi chi ci aveva bisogno di qualsiasi cosa, acqua o altro, doveva prendere e andare a Bosa per fare la spesa, anche perché l'acqua che sta qui non è potabile, lo dicono, ci stanno i cartelli proprio che lo dicono, purtroppo è acqua di pozzo, quindi non si può bere. Nonostante comunque ci abbiano dei sistemi di filtraggio dell'acqua, però io non me la sono mai bevuta. Questa qui è la strada che poi ti porta al campeggio. La strada, diciamo, ci sono dei tratti dove è un po' dismessa, qualche buca così, però è bella perché è tutta alberata, poi dopo ti si apre verso la cala di Sabadrucche, ti si apre verso tutto il campeggio, è figa. Poi è umbrata, quando è estate che magari esci in bicicletta, è piacevole comunque. A me poi mi fa impazzire questo aspetto di questa parte della Sardegna, perché c'hai sti monti qua così, dove tra l'altro ci hanno reintrodotto come si chiamano, i grifoni, e poi c'hai il mare tutto dall'altra parte. E a me mi piace proprio questa cosa qui, sta zona, che c'hai sia l'uno che l'altro. E mo ho finito di lavorare, io vorrei cercare di salire là sopra, è da quando che sono arrivato che ho questa cosa in testa.
perché io sono convinto che da là si deve vedere un panorama incredibile. C'è quella stradina lì che taglia a zigazzago. Sono salito un giorno, però non sono andato più su di questa prima spalla, diciamo. Va. Mentre poi parlando con gente qua del campeggio, gente di zona, mi hanno indicato un posto che sta andando verso Montresta. C'è una strada pastorale che si chiama Abbadorca, una cosa del genere, ma non mi ricordo. E poi da là ci stanno dei sentieri che portano, però è qua dietro, rimane qua dietro. Quindi vediamo un po', magari nei prossimi giorni sicuramente ci faccio una capatina. E c'è un altro posto molto bello che voglio andare a visitare, che è dove c'è una fonte d'acqua. Così mi faccio pure un bel rifornimento d'acqua buona. Vediamo un attimino. Argu! Lucia! Cosa stai facendo? Sì. Questo viale qui è area tende e io sto giù in fondo. Laggiù ci stanno i bagni con le docce calde a gettone €1. Questa struttura qua davanti è il potabilizzatore dell'acqua. Ora, per esempio, una cosa che a me non piace di questo posto è la poca luce che c'ha se tu vai da una parte all'altra. Per esempio da qui a dove sto io ci sono due lampade, due luci. Quelle volte che io mi venivo a fare la doccia calda, perché a volte magari usavo pure quella che è fredda, sempre a neuro. Invece da giù che era più vicino venivo qui. E al buio praticamente, mo non fa niente, però a me non è una cosa, è un aspetto. Già l'ho ripetuto in questo video, il posto è bellissimo e non è neanche caro, vale la pena venirlo a visitare. Però purtroppo se vai a vedere su Maps c'ha delle recensioni pessime. Ora che succede? Che questo qui era tutto un viale che io mi facevo al buio, tuttora. Poi un'altra cosa, per esempio, come in questo periodo dove ci sono stati più passaggi di stranieri, quando l'area dei camper è piena si mettono qua al parcheggio, pagano una cosetta in meno e stanno qua. Ma questi qui già sono 3 giorni che ci stanno, là è arrivato un altro mezzo e io sto lassù. Che ti dirò, è pure un bel posto appartato dove sto riparato dal vento, soprattutto quando piove sto relativamente tranquillo. Quindi va bene così. Io prima stavo dall'altra parte i primi giorni, poi mi hanno spostato di qua, giustamente. Qua sotto ci stanno altri bagni con un'altra postazione per lavare la roba, in più c'è un'altra piccola isola ecologica.
Ora mi faccio un giro pure qua sotto. Pure qua per esempio non ci sono punti luce, nonostante ci siano degli stanziali. Uno sta lassù, c'è chi sta più avanti, qui ce ne stanno un paio, poi lì la postazione dove sto io, qui pure ci stanno altri stanziali e qui in fondo c'è sta un dove puoi lavare, diciamo, i panni no, dove puoi lavare i piatti, e c'è per lavare il viso la mattina, va. È un po' arrangiato, certo. Poi magari io ho saputo per vie traverse che qui se vanno fa qualsiasi opera di costruzione vanno fa è un po' un problema, perché questo è considerato, è un'area da tutelare, per quello che ho capito io. Qui c'è una postazione che te puoi venire a lavare la faccia la mattina, là ce lavi le tovaglie, c'è quello scaldabagno ma non è per chi sta qua. Qui c'è un bel posto che a me mi piace, dove io mi venivo a tuffare, venivo a far bagno nel momento, diciamo, del relax tra il pranzo e la cena. E in più qua in questo posto, quando c'è stava la luna che sorgeva dall'altra parte, perché mo ha cambiato proprio direzione, mo sorge tutto dall'altra parte, qui la notte era magnifico, c'era tutto illuminato dalla luna, era veramente bello questo posto. Ma peccato che oggi il mare è mosso, ma qua è una zona fantastica, è veramente bello. Io mi venivo a far bagno qua, facevo il bagno qua sotto, ma c'è manco più la spiaggia qua, vedi? C'era la spiaggetta, adesso non c'è più niente. Fa un po' effetto vederla così mo la sala, Questa era la spiaggia più frequentata, anche perché è la spiaggia più grande che c'è. E con agosto, i primi di settembre, c'era gente pure su ste pietre, su ste rocce così a piazzone. Sabbatrucca è veramente bella, sì. Laggiù in fondo c'è Compurtitto, quella è Torre Argentina, non so se si vede, sì, già si vede da qua, però io faccio un ingrandimento magari. Tintizos, Torre Argentina, Compurtitto, sono tutte calette, diciamo. E da qua tramonti da paura, a volte era pure un po' invadente il sole, perché ti ciecava l'occhio praticamente, ti conveniva mangiare dalle 9 in poi, perché il sole si abbassava e ti ciecava l'occhio. Belle onde ci stanno, ma magari col cellulare non si vede bene, là ci stanno due ragazzine che stanno appresso. Bello, sì. Stasera pure in bel tramonto ci sta. Diciamo che la zona mia preferita qui di questo posto è giù in fondo. Là c'è sta, è tutto roccia. Se fai il bagno là, non c'è la sabbia, comodo, e la gente mangiava qui e si vedeva il mare.
l'ascoltava, si vedeva il tramonto. E poi pure qui c'hanno, lo chiamano Fortino qua, c'hanno sta postazione, presumo dalla seconda guerra mondiale, e presumo che pure questa sia una postazione per la mitragliatrice. Ce n'è un'altra pure andando a Calarapina, anzi a Calarapina proprio ce n'è un'altra, ce n'è un'altra lassù. E poi ce ne stanno svariate nella zona d'Arborea, ce n'è qualcuno andando verso Suni, andando verso Montresta. Boh, se vedete il video, chi è di questa zona, io presumo che sia dalla seconda guerra mondiale questa roba. E non ho capito se è roba tedesca però, o se è roba italiana, boh, me ne proprio per dubbio. Questa pure è un'altra spiaggia che era abbastanza frequentata. Ci mettiamolo qua. C'avevano il bar vicino e qui facevi il servizio lettini, ti mettevi i lettini, si mettevano su quella roccia là, addirittura col gazebo ci si mettevano. No, sto posto è meraviglioso, c'è poco da fare, pure col mare mosso mi piace. Ciao Sabatrucche, è stato un grande piacere.